Quando gli arbitri daranno l'ok, ecco si sta per schierarsi al centro del campo e quindi senza numeri io vado a presentare per i Zillo e Godi Paola Bert, Francesca Furlanic, Piero Giacomelli, Diego Sokolic, Isabella Strolego, Filippo Capone, Aleksandar Đurđević, Sabrina Gavagnin e Stefano Zilani. Ora è il momento di presentare gli atleti della Sissa Carbonara, e cioè Matteo Adorisio, Daniele Barducci, Francesca Eroli, Marta Paolucci, Carlo Scialò, Luca Arceli, chiedo scusa, Mattia Dandola, Mattia Marenda, Michele Petrini e Ludovica Zaccagnini. Winning block per Michele Petrini Sissa. Shot vincente ancora per Michele Petrini, va in vantaggio la squadra verde. Finisce a terra la palla del 1+7 Alex Đurđević. 8-5. Bel colpo, palleggio preciso in posto 5 a ingannare la difesa avversaria.
trova proprio l'angolino del campo avversario Carlo Scialò. 11-21. Maybe they just saying that now cause they miss you. Shit, a nigga tried to diss you. That's why you laying on your back, looking at the roof of the church. Preacher telling the truth and it hurts. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go on. All in your chest. Gran punto, alle volte si parla di punto ignorante, per noi c'è anche la musica ignorante. Big Show a San Luigi, Crazy Volley 9-8. 8 per chi serve, 9 per chi riceve. Eh sì, ci vuole calma e sangue freddo, ma ci vogliono anche gli attacchi vincenti e l'attacco vincente è stato quello dei Zillo e Godi, che quindi si aggiudicano questa finale del torneo pensionati, simpaticamente chiamato così, chiaramente perché ricordiamo che nelle 20 formazioni che si sono iscritte a questo torneo, le prime 2 di ogni girone si sono qualificate alla fase sportivi, le seconde 2 alla fase pensionati. Comunque complimenti a tutti, perché la cosa più importante è lo spettacolo del volley e dell'amicizia.